Buongiorno amici da casa, 12 di marzo, sembra giorno d'estate, terzo giorno di scaduta, ci regala un mare completamente piatto, acqua che si sta pulendo e noi siamo scesi nuovamente sotto casa, nella spiaggia dove abbiamo visto tutte quelle ombrine in fase di scaduta, per cercare invece un altro tipo di pesce oggi, la regina. L'orata, vediamo un po' se riusciamo nel nostro intento anche quest'oggi. Condizioni meteo perfette, vento alle spalle, i piombi volano durante il lancio, acqua che non è esattamente cristallina ma leggermente sporca, va a nostro favore, fonte d'acqua sulla nostra destra e scogliera sulla sinistra. Quindi habitat ideale per questo sparide. Vediamo un po' se anche questa volta riusciamo nella nostra avventura. Buongiorno a tutti. Poco passate le 2, come l'impressione che quest'oggi dovremo aspettare il buio. Condizioni troppo chiare per vedere i primi pesci. 0,22 fluorocarbon molto lungo di terminale, adesso vedo un attimo se passare lo 0,20, mare leggermente sporchino dagli scorsi giorni ma potrei anche rischiarmelo. Montatura scorrevole, però secondo me per le prossime 2 ore non si farà vivo niente. Vediamo. Prima oretta andata, adesso abbiamo fatto un tentativo, abbiamo recuperato, controllato le esche e abbiamo lanciato sugli esterni di destra sotto la foce del torrente e di sinistra proprio vicino agli scogli. Vediamo un po' se si nasconde qualche pesce a questa estremità. Attenzione, un'ora prima rispetto alle mie previsioni viene a farci visita una mormora. Terminali sempre lunghi, finché non troviamo qualche groviglio li teniamo sul lungo, molto lungo, 2,5 metri. A me piace così, non abbasso il diametro del terminale ma lo allungo. Adesso ho rilanciato esattamente nella parte di destra dove abbiamo visto questa mormora e vediamo un po' se su quella di sinistra, invece più vicino agli scogli, arriverà il pesce tanto designato. Quest'oggi siamo alla ricerca dell'orata, sicuramente lo sparide più ricercato nel surfcasting e apprezzato in cucina. È un pesce che troviamo un po' ovunque, nelle scogliere, nei porti, ma sicuramente questa situazione dove siamo oggi, una spiaggia confinante con una scogliera, è il suo habitat ideale. Questo sparide alterna ricerche di cibo in scogliera e ricerche di cibo nella sabbia, che troviamo proprio qua davanti a noi. Troviamo anche un porto, quindi anche la possibilità di vedere magari qualche pesce uscire appunto da questa zona un po' più riparata. E non ci resta che aspettare, amici. Oggi è giornata di sole, acqua che si sta pulendo, quindi dobbiamo solo aspettare che il sole inizi a scendere. Quest'oggi ripropongo la mia classicissima montatura girellina portapiombo, tubetti e perlina a far da ammortizzatore alla nostra gela al moschettone, tutto quanto scorrevole. Adesso ho attaccato un po' di corrente, ho accorciato il terminale 0,22 fluorocarbon a modellotto e americano. Tutto molto semplice, il mare ce lo permette e vediamo di tirare fuori qualcosa di bello. Adesso cerchiamo un po' di analizzare insieme quello che sta succedendo. Sono alternati dei giorni di pioggia, vento a giorni di bonaccia.
di conseguenza ormai siamo alla fase finale della nostra scaduta, mare calmo, il vento che tira verso fuori, e ci sono due fattori sicuramente che oggi vengono a nostro sfavore: la luce e il deposito di alga sul fondo, che ormai si è completamente depositata, quindi le nostre esche iniziano a coprirsi da queste alghe, da questi sedimenti che ormai ci sono sul fondo. Cinque. E come nel film di Will Smith, Io sono leggenda, siamo tra luce e ombra ormai. Vediamo un attimo se con questo tramonto i pesci finalmente inizieranno a farsi vivi in questo finale di scaduta. Attenzione, non appena è andato via il sole, la seconda mormora è venuta a farci visita. Ormai 6:20, tramonto meraviglioso nella mia Santa Margherita, temperatura freschina ma tutto sommato si sta bene, veramente una pace incredibile. Abbiamo appena recuperato una canna di sinistra dopo alcuni sussulti, primi metri di recupero, alcune testate e poi più niente, si è slamato. Speriamo che non sia la nostra oratina tanto attesa di oggi. Attenzione, la forte partenza ci fa ben sperare, ma è questo Saraghetto che rimane vittima del nostro americano. Adesso amici da casa facciamo un po' di live catch and release. Proprio mentre ce ne stavamo andando arriva questo mormorone a mangiarsi il nostro americano. Che pesce! Stavamo cercando le orate quest'oggi ed è partita una tripletta di mormore. Eccoci finalmente a casa, battuta finita anche questa volta. Che dire, eravamo alla ricerca dell'orata, abbiamo fatto tutto il possibile, eravamo nel punto giusto, abbiamo fatto un'attenta analisi della spiaggia appunto per cercare questo meraviglioso sparide ed è uscito fuori una tripletta di mormore. Appuntamento con l'orata sicuramente rimandato perché non ci scapperà e non ci scapperà. Che dire, alcune note di questa battuta: l'acqua era si stava iniziando a schiarire, eravamo nella parte finale della scaduta. Diciamo una situazione non proprio favorevole per la pesca perché i sedimenti della scaduta vera e propria erano ormai depositati sul fondo e ogni lancio, diciamo un lancio su due, l'esca veniva coperta da questi sedimenti, dalle alghe che ormai erano sul fondo. Questo fa sì che il pesce o l'esca se la va a cercare o proprio non la vede. Quindi una situazione non di sicuro favorevole per la pesca oggi, ma come al solito qualcosina ce la siamo cavata comunque. E nota sicuramente da segnalare è la mangiata, le ultime due mangiate ormai con calassole, quindi abbiamo visto come abbiamo passato 2 o 3 ore
con la luce e non abbiamo visto praticamente niente. Una volta calato giù il sole, in 40 minuti abbiamo fatto 2 pesci, quindi segnalo anche questa situazione che abbiamo visto anche negli scorsi mesi, ma è ancora presto per parlare di bella stagione, di conseguenza anche di mangiate durante la giornata nelle ore calde. I pesci adesso preferiscono mangiare quando fa buio, alba, tramonto, come abbiamo visto anche nelle volte precedenti. Che dire, io vi ricordo che alla scoperta del ponente Ligure continua, andrò a recuperare il mio amico Stefano e andremo alla scoperta di una meravigliosa spiaggia, e cioè Cogoleto. Terza puntata della scoperta del ponente Ligure con Stefano a Cogoleto, quindi aspettate e ne vedremo delle belle, ragazzi. Alla prossima!